La Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, su disposizione del Tribunale, sezione prima penale delle misure di prevenzione di Palermo, ha eseguito la confisca dei beni a carico di un imprenditore attivo nel settore dei giochi e delle scommesse. Il provvedimento trae origine da un'attività investigativa condotta dalla DIA che, ripercorrendo la carriera imprenditoriale e criminale del preposto, ne ha messo in luce la pericolosità sociale, focalizzando l'attenzione sull'attività di esercizio abusivo di gioco e scommesse, truffa aggravata, posti in essere al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno dello Stato, sfruttando la società estere per indirizzare i proventi delittuosi dei flussi finanziari generati. Gli approfondimenti della DIA hanno consentito di dimostrare, oltre al profilo criminale dell'imprenditore, la sproporzione tra i redditi dichiarati e il consistente patrimonio accumulato nel tempo a lui riconducibile. Il decreto di confisca, per un controvalore complessivo di oltre 500.000 euro, ha interessato quote di partecipazione in società anche estere esercenti l'attività di raccolta di scommesse, 2 autovetture di lusso, 2 polizze assicurative, conti correnti, depositi a risparmio. L'imprenditore è stato inoltre sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di 2 anni.